No, io ho preso sonno, io ho dormito, io ho già svegliata quando. Un probabile cortocircuito scatenatosi la notte scorsa poco prima di mezzanotte dalla presa della televisione ha provocato un incendio nell'appartamento di un condominio di 8 piani in Corso del Popolo a Mestre, dove vivevano 3 persone. Uscita corridore, fuoco, uscita corridore, svenuta e grazie a Dio state vivi, chiamato Giulia. I vigili del fuoco, giunti con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, sono riusciti a contenere il rogo evitando il coinvolgimento dell'intera area del condominio. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5 del mattino. Le persone coinvolte sono state portate via con gli autorespiratori e assistite dal personale del SUEM per poi essere trasferite in ospedale. Coinvolti anche gli altri 3 occupanti dell'appartamento adiacente. Ad aiutarli è intervenuto il comune. Siamo quindi intervenuti immediatamente collocando un primo nucleo che abitava nell'appartamento contiguo a quello che ha preso fuoco presso un albergo di Mestre. Il secondo nucleo questa mattina è uscito dal pronto soccorso, è stato sistemato, sono 3 persone e in queste ore sono in fase di sistemazione, in questi minuti, presso un altro albergo della città di Mestre. È una situazione emergenziale, quindi per qualche giorno saranno ospiti in situazione di emergenza presso questa struttura, per dopo insieme ai comuni cercare delle soluzioni presso amici, parenti o in altre realtà di assistenza o caritative.